sono tante, tutte diverse, sono parte integrante della città. Le isole della laguna sono il rifugio dei veneziani e dei cittadini della terraferma che hanno un legame profondo con l'acqua. L'isola della Certosa è porta della Laguna Nord, si susseguono Isola delle Vignole, Sant'Erasmo, nota perché solo qui si coltiva il carciofo violetto, la cosiddetta castraura, il Lazzaretto Nuovo, San Francesco della Vigna, San Francesco del Deserto, Burano, Mazzorbo e Torcello. Una tappa tipica del diportista lagunare è quella proprio di visitare Sant'Erasmo. Anche una gita in bicicletta poi completa l'esplorazione degli orti, ma il modo di arrivarci più tradizionale è quello di approcciare la spiaggia del cosiddetto Bacan presso la bocca di porto di Lido e ormeggiare la propria barca semplicemente legandola sulla spiaggia. Un fenomeno naturale formidabile dato dalla conformazione del litorale prima della costruzione delle dighe foranee, quando appunto quella di Sant'Erasmo era una spiaggia paragonabile a quella attuale del Lido. Un angolo di mondo, quello della laguna, scoperto da molti diportisti stranieri. Il sogno di Claude era quello, una volta in pensione, di attraversare l'Atlantico verso i Caraibi. Ed invece... How did you come here? How did you discover this place? Oh, we discovered this place 15 years ago. Noi abbiamo scoperto questo posto circa 15 anni fa. Vivevamo ad Abu Dhabi, avevamo deciso di trascorrere il Natale a Venezia e ci siamo innamorati della città. Nel 2003 abbiamo comprato questa barca e vedevamo le barche arrivare a Venezia e ci siamo detti anche noi dobbiamo farlo. Nel 2012 sono andato in pensione, il mio progetto era di attraversare l'Atlantico verso Guadalupe e Caraibi, ma prima volevamo passare l'inverno a Venezia. Siamo arrivati dopo un anno in Sicilia per passare poi qui l'inverno. Dopo i primi 6 mesi ci siamo detti che non era poi così male e ci siamo fermati altri 6 mesi. E poi altri 6 mesi. Di lì abbiamo deciso di sottoscrivere un contratto lungo e di non muoverci più da Venezia. La particolarità della Certosa è quella di offrire ormeggi anche a chi è di passaggio, al servizio, si potrebbe dire, del traffico urbano. La Certosa è attualmente l'unica isola della laguna attrezzata per l'ormeggio dei visitatori diportisti. La volontà è creare proprio un esempio e un esperimento, se vogliamo, nella gestione di ormeggi per il pubblico, gestiti come le strisce blu di una città urbana. Abbiamo anche sfruttato l'obbligo del nuovo codice della nautica da diporto che impone l'ormeggio a rifugio o l'ormeggio per visitatori in transito, addirittura imponendo la gratuità per alcune ore. Un'esperienza interessante è anche quella di noleggiare una piccola barca elettrica e muoversi silenziosamente tra i canali più o meno grandi. Classic Boats Venice è una compagnia che noleggia la barca ma anche costruisce e restaurare la barca classico veneziana e noi mettiamo un motore elettrico su tutte queste barche. La nostra filosofia è per fare una moda sostenibile e per fare qualche cosa bene e bello per Venezia. E è possibile per andare per 8 ore, con la nostra tecnologia è possibile per andare durante 9 ore, tutto il giorno. Noi facciamo una lezione come funziona la barca, le regole qui in laguna e sul nostro GPS c'è una linea come una macchina, c'è un GPS molto facile e noi abbiamo fatto tutti questi giri per voi. C'è solamente 3 ore, 2 ore, secondo me la giro più bella in tutta Venezia, in tutto il mondo. Io sono newyorkese ma la cosa più bella in tutto il mondo per me è Certosa e dopo fai qualche giro a Sant'Erasmo vicino alla Barene.
Una marina dotata di un cantiere di carpenteria per ogni tipo di intervento, dalle piccole manutenzioni al rimessaggio, fino alla costruzione ex novo di imbarcazioni come questa, la Certosa 750, realizzata ancora con tecnica artigianale dai 3 fratelli Vidal. Mio fratello inizia addirittura dalle elementari, che durante il periodo delle vacanze, siccome è stato sempre appassionato di barche, andava su un piccolo cantiere, quello che poi abbiamo iniziato a lavorare a Burano, andava su un piccolo cantiere a passare lì le vacanze. Adesso gran parte, tutti quanti, i cantieri si appoggiano, magari hanno disegni visuali con il computer che si fanno in 3 dimensioni. Mio fratello ancora adesso opera come una volta, in maniera proprio artigianale, si fa le sagome in compensato, fa delle bozze, prova, riprova finché non gli piace. Guarda la Laguna Sud fino a Chioggia da un lato, affaccia su bacino San Marco dall'altro. L'isola di San Giorgio è sede della Compagnia della Vela, la compagnia velica reale. Il bacino di San Marco vede affacciarsi allo specchio acqueo 2 realtà molto importanti. Quella più storica della Compagnia della Vela, uno dei circoli reali d'Italia, vincitore della Louis Vuitton Cup nel 1992 e testimonial della vela e della passione per lo sport velico nella città di Venezia. È il circolo nautico che traina altre 10 associazioni del territorio, sia nella formazione e nell'avviamento allo sport velico, sia nell'organizzazione delle manifestazioni più prestigiose della città. Isola di San Giorgio, 2 passi da San Marco. Dal punto di vista velico l'isola è interessante perché ospita la Darsena e la sede della Compagnia della Vela, ma dal punto di vista culturale è uno dei luoghi più suggestivi della città. Oltre al classico e storico chiostro e alla bellissima chiesa palladiana, negli anni 50 fu costruito questo meraviglioso teatro, cosiddetto Teatro Verde, fatto con il materiale di risulta dei restauri che la Fondazione Cini fece su tutta l'isola. Il ricordo personale è un bellissimo concerto di Patti Smith nel 2013. Il bosco della Fondazione Cini ospita dal 2018 il Padiglione Vaticano, un insieme di luoghi di culto realizzato da 7 strepitosi architetti internazionali, tra cui questo, che a mio avviso è il più suggestivo, disegnato da Norman Foster, ricorda come la scomposizione della croce non è altro che un albero e un boma di una barca a vela. Voga, vela, barca, in sintesi Venezia. Le feste tipiche per i veneziani, sempre più amate anche dai turisti e dal popolo degli stranieri che ha deciso di stabilire un legame con la città, sono feste di acqua. Il Redentore, l'attesa di fuochi pirotecnici per ringraziare della liberazione dalla peste, con circa 4.000 barche che invadono il bacino. La regata storica, lo sposalizio del mare, la Vogalonga, la Veneziana ed anche le prove dell'America's Cup nel 2012. Davanti a San Marco si voga, si rema, si vive la venezianità più autentica. Claude, dopo che mi hai insegnato così tante cose di barca e mi hai portato in questo posto bellissimo, mi fa piacere farti assaggiare un po' di piatti della nostra tradizione. Qui abbiamo peoce e bevarasse, che sono cozze e vongolette. Abbiamo dei piatti fatti col baccalà mantecato, baccalà tipico, prodotto veneto,
mantecato con della polenta e dei crostini col pomodoro. E poi le sarde in saor. Il saor è un altro contorno tipico veneziano, sono cipolle in agrodolce fatte con pinoli e uvetta. Poi abbiamo delle cozze gratinate e dei gamberetti piccanti e l'abbinamento perfetto è un pino delle Venezie. Grazie. Pour moi, c'est un peu comme Per me è un sogno di gioventù che si realizza. Sono stato più di 20 anni sugli aerei. Non so se è il fatto di passare dall'aria al mare e alla libertà che si può provare in mare. È sufficiente il fatto di poter partire, di venire qui a Venezia, di andare. Posso salpare solo, con la famiglia, con gli amici, ma è ogni volta un momento di libertà che non trova paragoni. Venezia, la laguna e le sue isole. Un sogno di libertà unico al mondo.